La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato circa 20 milioni di euro ed eseguito 9 arresti con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa ai danni dello Stato e al riciclaggio, nell'ambito di un'indagine diretta dalla Procura di Padova ed eseguita dai finanzieri della Compagnia di Milano. Contestualmente, con la collaborazione di reparti delle Fiamme Gialle di Padova, Treviso, Verona, Vicenza, Rovigo e altre province italiane, sono state effettuate circa 50 perquisizioni locali e personali. Partite dall'ipotesi di frode fiscale e contributiva, le indagini si sono ampliate inglobando la truffa aggravata ai danni dello Stato attraverso la creazione e la commercializzazione di falsi crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi, nonché di riciclaggio internazionale dei proventi illeciti con la collaborazione di criminalità locale e soggetti di origine sinica. Gli arrestati sono un cittadino cinese residente in provincia di Padova, ritenuto gestore di una rete di riciclaggio che mediante fatture per operazioni inesistenti, scambiate tra società con sedi in Europa e in Cina, avrebbe permesso ad evasori e criminali di ripulire il denaro illecitamente accumulato. Gli altri arrestati sono invece tutti italiani, residenti nelle province di Venezia, Padova, Ravenna, Roma e La Spezia, alcuni dei quali con precedenti per reati di natura economico-finanziaria ed in un caso un commercialista con una condanna per aver favorito una cosca 'ndranghetista.